Senta, no, venga qua, forza. Intanto lo ringraziamo perché l'amministrazione comunale ci ha messo a disposizione Viale Carducci. Complimenti a voi, bellissimo colpo d'occhio. Mi pare che sia una bella esperienza riuscita. Era una sfida di Claudio, quando me ne ha parlato ho detto ma secondo me c'è qualche dubbio sulla riuscita. Voi siete la testimonianza che mi sbagliavo e quindi è da ripetere questa manifestazione e penso che se va così il prossimo anno potremo riempire tutto Viale Carducci, no? E allora buona festa. Grazie amico Floriano, la musica continua con una nota molto delicata, Sui calici. Siamo in compagnia di Claudio De Stefani, organizzatore insieme all'agenzia eventi di questo straordinario evento. Possiamo giocare con le parole, Claudio? Ci siamo sempre divertiti a giocare con le parole, quindi motivo in più, in questo caso giochiamo nel vero senso della parola. Abbiamo invertito i ruoli, gli organizzatori una volta stanno a guardare e i veri protagonisti sono loro, il pubblico, i partecipanti. È una cosa bellissima. Il perché di questo evento e da cosa è nata questa tua idea? Questo è un evento che all'origine nasce in Francia tantissimi anni fa, è entrato in Italia. Antonella Bentivoglio a Torino, che l'anno scorso quest'anno ha fatto 11.000 presenze, ha depositato. Vuoi ripetere? 11.000 presenze, ha fatto una sorta di rete perché sotto città di Conegliano c'è in realtà un logo nazionale che è Cena in Bianco A, e questo è il momento di Conegliano, ma poi, ripeto, è un evento nazionale per cui secondo me ne sentiremo parlare.